L'Hotel Crystal è stato il punto di riferimento per tutti quelli che arrivavano a Zavidovic anche prima della guerra. Qui sotto c'era l'ospedale e la cosa incredibile è che appunto una delle prime strutture che sono state bombardate è stato anche l'ospedale, chiaramente. E questo era l'unico punto sicuro per cui negli scantinati si era allestito un ospedale di fortuna. Un effetto molto più forte perché coinvolgendo in questo modo tutti, famiglie, parenti, amici, l'obiettivo è quello di creare lo scoramento delle truppe, come si dice. Oggi Zavidovici è attaccata su due fronti. Ogni giorno è sottoposta a bombardamenti e da mesi è isolata, senza la possibilità di avere contatti con l'esterno e ricevere aiuti umanitari. U godini 93. tačnije juna mjeseca, formirana je i ratna bolnica smještena u hotela Kristal. Nadljudski napori zavidovičkih ljekara i medicinskog osoblja bili su dodatni moralni podstrek borcima na liniji. Daske na ulazima i okolo po prozorima, to služi da se malo zaštiti takva i to, da bi bila što manja šteta prilikom diranja. Ovamo je bolnica. Ovamo je ratna bolnica u Zavidovićima. Naime dole možete vidjeti čovjeka u kolicima, vjerovatno invalid, da li će ozdraviti